Il Real Fieschi primo a punteggio pieno cerca il primo scatto per incrementare il vantaggio, il margine sul Mignanego inseguitore. Gli amici Marassi una sola vittoria ad oggi, devono invece cercare una rapida risalita dal penultimo posto. È quasi quindi un testacoda al Ligorna con la direzione di gara affidata al signor Baldini della Spezia. Episodio Damo Viola immediato dopo 2 giri di lancetta con il contatto in area di casa tra D'Amelio e Aliai. Il direttore di gara opta per la regolarità dell'intervento del difensore e la conseguente simulazione della punta. Replica immediata degli amici Marassi con l'inzuccata fuori misura di poco di Gio Marresi, ma al 36esimo ci pensa Casella a mandare in orbita gli ospiti. Il trequartista si accentra e lascia partire questo destro, traiettoria mortifera per Campanella che nulla può nonostante il volo. Il Real Fieschi è avanti a 9 dal riposo. 4 minuti dopo Gerboni viene contratto in area da Bellolio quasi al limite. Il signor Baldini ammonisce per simulazione l'attaccante Marassino. Alla Moviola appare corretta la decisione del direttore di gara. Nessuna emozione nella ripresa filmata e montata da Enrico Figus fino al 18esimo, quando Garbarino ha la palla per mettere in archivio la gara, ma il suo destro, un rigore in movimento, prende subito quota. Appuntamento rimandato di 4 minuti con l'assolo di D'Amelio che penetra in area, resiste ad una carica e di collo esterno fulmina Campanella sotto la traversa. Ma mentre gli amici Marassi reclamano il fallo, al minuto 34 Casella si incuna in area e dal fondo apparecchia per il tap-in del compagno, anticipato solamente dall'intervento di Luvotto nella propria porta. È notte fonda per la squadra di Ernesto Boschi di fronte al cinismo spietato della capolista. Rischiano il tracollo i padroni di casa quando l'imbucata del neontrato Cizmia mette Casella tu per tu con Campanella, bravo nella respinta numero 1 che si ripete poco dopo bloccando a terra il destro di Cizmia. Tremendamente cinica, questo è l'aggettivo per descrivere la prestazione odierna della capolista che realizza 2 reti nelle prime 3 occasioni dell'incontro. Quasi nulla la reazione degli amici Marassi che hanno alzato bandiera bianca dopo 20 minuti della ripresa.